che congiungeva come luogo di ristoro Rimini a San Marino, c'è dal 1897 l'osteria Grotta Rossa. Grotta Rossa, se vuole, facciamo una parentesi cortissima, viene fuori dal fatto che qui c'erano dei calanconi con delle grotte che si andava su nel Colle in Alto e Covignano alla fine dell'Ottocento. Quando pioveva, queste grotte avevano terriccio rosso, per cui veniva fuori questa terra rossa, Grotta Rossa. Quindi quando qui nacque l'osteria, la chiamarono Grotta Rossa perché erano in mezzo a queste grotte rosse, insomma. Non abbiamo fatto altro che portare avanti quello che già avevano iniziato loro a suo tempo, mettendo un pochino più di estro e fantasia. Noi siamo rimasti quelli di una volta, però abbiamo aggiunto un po' di piatti sfiziosi e soprattutto negli ultimi 10 anni abbiamo aggiunto anche il pesce fresco del nostro pescato, del nostro mare, oltre ai nostri piatti tradizionali di carne, che vabbè, dalla tagliatella al gnocchetto, allo strozzapete, tutta pasta fatta in casa a mano dalla nostra sfoglina. Una caratteristica che ci siamo tramandati negli anni, che è sempre rimasta, è la piada sfogliata, perché i vecchi gestori erano marchigiani e romagnoli, la piada sfogliata è marchigiana, e crearono un ibrido incrociando la piadina normale romagnola con quella sfogliata e venne fuori questa piada sfogliata della Grotta Rossa. Fellini, Federico, io ho avuto l'onore di servirlo, e quando veniva a Rimini al Grand Hotel, e la prima cosa che faceva prenotare alla Grotta Rossa per mangiare la pasta e fagioli. Noi facciamo un ragù tradizionale, sicuramente la nostra tagliatella può avere un valore, però ci possono essere i gnocchetti squacquerone e rucola, che come uno strighetto tartufato col porcino. Noi possiamo suggerire quello che sono i piatti più gettonati, però subentra anche il gusto personale. Siamo in Romagna, il Sangiovese, io dico sempre, abbiamo quello giovane e il fratello superiore, che sarebbe quello maggiore, cioè vuol dire che abbiamo il Sangiovese sempre dell'ultima annata, dell'ultima vendemmia, e poi teniamo sempre, per chi vuole un vino un pochino più strutturato, abbiamo un superiore sempre di Sangiovese che ha un anno in più di imbottigliamento. Un saluto particolare che vorrei fare, anche se lui ci vede solo dall'alto in questo momento, ed è stato un nostro cliente affezionatissimo. In una casa abbiamo dedicato anche la sala, Don Oreste Benzi. Lui amava molto la Grotta Rossa, era un po' la sua seconda casa dopo la Canonica. Quando era a Rimini veniva a mangiare qui spessissimo. Quando vuole suggerire a qualcuno di venire da lei, qual è la frase che le viene immediatamente in mente? Uno ha avuto la fortuna di mangiare dalle nonne, noi siamo una brava nonna, dove può trovare ancora quei piatti di una volta, soprattutto fatti con l'attenzione e rispettando le tradizioni, perché noi non saltiamo niente. Lei pensi che noi facciamo il brodo di carne non tanto per il brodo, il capetto in brodo, ma noi lo usiamo come insaporitore, perché noi il dado per esempio non lo usiamo. Qualsiasi salsa dei nostri crostini non è preparata, l'ha preparata da noi.